Ben ritrovati in diretta, spazio dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Parliamo di terapie personalizzate nel paziente oncologico. Lo facciamo in compagnia del mio ospite. In studio con me c'è il dottor Stefano Lamon, dirigente medico, responsabile di oncologia all'ospedale di Oderzo. Ben trovato, dottore. Buongiorno. Allora, Buongiorno. iniziamo facendo un po' una fotografia. Quanti sono i pazienti oncologici nell'ambito dell'ULSS 2 Marca Trevigiana? Una stima, dottore. Sì, la stima fa capo ai dati che sono riassunti nel registro tumori del Veneto, che è uno strumento molto utile e direi aggiornato in maniera molto precisa fino al 2018. Però insomma orientativamente nell'azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana, a cui corrispondono poco meno di 1 milione di persone, si stima che insomma, i nuovi casi di diagnosi di tumore siano circa tra i 5.000 e i 6.000 per anno, per cui nel 2018 erano 5.600 o 5.630. Quindi 5-6.000 pazienti, nuovi pazienti all'anno? Sì. Classificati insomma in oncologia, di cui ovviamente, come credo la maggior parte delle persone sapranno, la parte del leone la fa il tumore, i cosiddetti chiamano i big killers, ma insomma il tumore della mammella, il tumore della prostata, il tumore del polmone, il tumore del colon, non sono questi quelli che con più frequenza insomma vengono diagnosticati. Circa insomma 800-900 casi del tumore della mammella e un 800 casi di tumore della prostata, giusto per avere così un'idea, no, per anno. Sono numeri che secondo voi insomma sono in aumento rispetto agli anni precedenti? C'è un po' questo trend in aumento? Oppure... No. Rassicura il fatto che, a parte anche nella regione Veneto, ma viene confermato il dato anche a livello nazionale, anche internazionale, per quantomeno nei paesi sviluppati, il trend negli ultimi 10 anni, del 2008-2018, è quello di una lenta diminuzione dell'incidenza, che riguarda globalmente tutte le principali forme di tumore. Per alcune forse c'è una stabilizzazione, no? Per la neoplasia mammaria, se andiamo a vedere, sì, c'è una tendenza, ma una tendenza molto lieve, quasi una stabilizzazione. Per altri invece la diminuzione è molto più decisa, tumore gastrico piuttosto che anche il tumore del polmone, soprattutto nel maschio, probabilmente anche per la buona educazione di aver via via insomma, contrastato il fumo di sigaretta, credo, negli anni, e credo che adesso, soprattutto nel sesso maschile, stiamo vedendo insomma, questo effetto. Anche il tumore del pancreas, che apparentemente, però se andiamo a vedere i numeri, sì, se non ci facciamo tradire da quella che è l'impressione, andiamo a vedere i numeri grossolani e i numeri anche riportati in maniera globale e poi anche controllati, anche quello dimostra una lieve tendenza. Ecco, perché questo rassicura un po'. Certo, potrebbe essere anche merito di questa sempre maggiore sensibilità alla diagnosi precoce, quindi di sottoporsi a degli screening insomma, che siano preventivi. Ecco. Lì ecco, non credo, perché lo screening non fa altro che diagnosticare una forma neoplastica in una fase più precoce. Insomma, quello più noto, che è appunto lo screening per la neoplasia mammaria, non fa altro che fare diagnosi di forme di neoplasia mammaria in una fase molto più precoce, e per cui con una maggiore curabilità e un maggiore tasso di guarigione. In realtà credo gli stili di vita. Gli stili di vita incidano in maniera importante, perché certamente anche quelli che sono, diciamo, i tumori che sono in qualche maniera hanno una base eredogenetica, anche su quelli poco si può fare, mentre gli stili di vita, che vuol dire il controllo appunto della dieta, l'obesità, l'attività fisica, la sospensione o l'astinenza dal fumo di sigaretta, il consumo di alcol e via così, sono gli stili di vita che secondo me possono incidere in maniera lenta ma progressiva, però, sulla incidenza di quelle che sono poi neoplasie, che in effetti qualche relazione con l'aspetto, intendo dire l'aspetto dieta, per esempio, ce lo possono avere. Pensiamo appunto al rapporto che c'è tra obesità
e l'incidenza di neoplasia della mammella piuttosto che di neoplasia della prostata, tanto per citare le due forme più frequentemente diagnosticate. Siamo forse diventati un po' più bravi a prenderci cura di noi stessi? Sì, sì. Secondo me globalmente sì, credo che anche le campagne educazionali che sono state portate avanti dalle associazioni mediche ma anche di associazioni di pazienti nel tempo abbiano in qualche maniera avuto un effetto culturale sulle persone. E quelli sono gli effetti che poi sono più duraturi e io credo anche i più efficaci. E i più importanti. Sì. Ricordo ai nostri telespettatori a casa che siamo rigorosamente in diretta e dunque aspettiamo le vostre telefonate. Il numero lo state vedendo in sovraimpressione ed è lo 0422 16 28 332. Potete appunto chiamarci e insomma potremo rivolgere le vostre domande al dottor Stefano Lamon. Dottore, come è organizzata la rete delle oncologie trevigiane? Appunto parliamo di ULSS 2 Marca Trevigiana, un po' spieghiamo. Di casa nostra, insomma, di ULSS 2. Io direi bene. Bene nel senso che abbiamo delle oncologie mediche che ovviamente sono presenti nei principali presidi, per cui Treviso evidentemente, ma abbiamo un'oncologia medica a Montebelluna, abbiamo un'oncologia medica a Vittorio Veneto, e che poi ovviamente copre anche Conegliano, abbiamo un'oncologia medica a Oderzo, ecco, per cui diciamo queste singole oncologie sono in grado di erogare le principali, ma io direi quasi tutte le terapie necessarie per i pazienti, facendo in modo che il paziente abbia nella sede più vicina al domicilio il servizio per una patologia così anche impegnativa e anche così spesso proprio che richiede accessi frequenti, insomma un accesso abbastanza vicino a casa, più comodo. Dopodiché è fondamentale che queste oncologie ovviamente siano integrate, e lo sono, all'interno di gruppi di lavoro, chiamiamoli multidisciplinari, ma che curano ogni specifica forma neoplastica. Abbiamo anche qui, per fare l'esempio, partendo dalle neoplasie più frequenti e l'esempio più noto, la breast unit, cosiddetta senologia, no? La cosiddetta breast unit che indipendentemente dal fatto che una donna abbia la diagnosi di tumore della mammella a Treviso piuttosto che a Oderzo, piuttosto che a Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano, viene integrata nello stesso gruppo di lavoro che vede specialisti, radiologi, chirurghi, radioterapisti, oncologo medico, piuttosto che anatomopatologo, che li vedono tutti coinvolti nella fasi diagnostiche, ma soprattutto nel pianificare la terapia, che poi verrà erogata nel luogo più vicina al domicilio, ma avrà questa uniformità che garantisce ovviamente la stessa qualità di terapia indipendentemente dal luogo dove questa venga erogata. Ecco, direi che la forma per cui, da quello che ho detto, insomma, la forma di organizzazione multidisciplinare che è in qualche maniera centralizzata garantisce forse la migliore qualità della cura ed è la vera integrazione, insomma, la vera integrazione delle singole oncologie. Si gioca lì. Ecco, perché noi siamo abituati a pensare, insomma, agli ospedali capillari nel territorio, chiaramente, ma un po' a sé stanti, così come i reparti all'interno degli ospedali un po' a sé stanti. In realtà non è così, soprattutto per quel che riguarda l'oncologia c'è questa rete fondamentale, perché insomma poi veramente è il paziente che ne trae vantaggio, se così possiamo dire. E possibilmente senza, diciamo, o muovendo il paziente il meno possibile, ma come si dice, qualcuno dice no, tutto gira intorno a te, tutto gira intorno al paziente, nel senso che i singoli specialisti nelle sedi, indipendentemente dalle sedi dove lavorano, vengono chiamati per esprimere il meglio della terapia per quella singola situazione in quel momento, indipendentemente dal luogo.
Questa è la vera integrazione, per cui guai, non è più possibile oggi nella medicina moderna e in particolare in oncologia pensare appunto a ospedali o anche a reparti che viaggino in maniera indipendente nelle scelte terapeutiche, diagnostiche sul paziente. Ecco, medicina moderna sempre di più significa medicina personalizzata. Sì. Medicina personalizzata a misura del paziente, soprattutto in oncologia. Che cosa si intende? Questo direi che i passi da gigante sono stati fatti sicuramente, insomma credo che siano sotto gli occhi di tutti, anche di chi ha esperienza di terapia oncologica proprio personale su di sé, che negli ultimi direi a partire dagli anni 2000, ecco, sempre di più la personalizzazione delle terapie riguarda una maggiore attenzione alla singolarità del paziente. Chiamiamola umanizzazione, chiamiamola come vogliamo, ma da una parte tagliare insomma l'approccio terapeutico, l'approccio diagnostico, calcolando questi due elementi fondamentali: il paziente con le sue esigenze, l'assetto culturale, le sue richieste, quelle che sono anche più o meno che devono fare i conti con l'attività lavorativa, familiare, sociale, relazionale, no? Da una parte, per cui una maggiore conoscenza del paziente e delle sue richieste, dall'altra parte invece questa rivoluzione che è stata quella di un approfondimento non molecolare, anche genetico ormai sempre di più, della singola neoplasia, per cui se 30 anni fa il tumore del polmone era il tumore del polmone piccole e non a piccole cellule, oggi il tumore del polmone è stato suddiviso, la categoria tumore del polmone è stata suddivisa in una numerosa parte di sottoclassi, e ogni sottoclasse è stata identificata come portatrice di una mutazione particolare, di un antigene piuttosto che di un meccanismo molecolare che ha a che fare con la proliferazione cellulare, che lo ha identificato in maniera precisa e soprattutto per il risvolto terapeutico. Certo, perché insomma lo scopo e l'obiettivo è proprio quello, no? Come sì. abbiamo detto, personalizzare il più possibile la cura. La interrompo perché abbiamo una prima telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sono Marisa da Santa Lucia di Piave, volevo fare una domanda all'oncologo. Prego Marisa, ci dica pure. All'oncologo, volevo chiedere come mai quando nella nostra ULSS non si parla né di immunoterapia né di terapia molecolare, ma soltanto di chemio e interventi. Grazie. Grazie Santa Marisa. Lucia di Piave, che vuol dire... Ci sembra di aver capito di sì. No, la cosa è strana perché anche adesso Santa Lucia di Piave, immagino Conegliano, Vittorio Veneto, in realtà l'oncologia di Conegliano e di Vittorio Veneto, che è collegata poi a quella di Montebelluna, sicuramente dispone e usa in maniera corrente immunoterapia e terapie molecolari a bersaglio specifico, per cui... Chiariamo bene i due concetti, cosa è una e che cosa è l'altra, dottore? Allora, la cosiddetta immunoterapia che adesso ha avuto, e sicuramente anche nella nostra, per cui non ho dubbi su questa affermazione, l'immunoterapia è in questo momento in qualche maniera sfrutta un meccanismo di sblocco delle difese immunitarie del singolo paziente verso il tumore. Mi spiego. Quando una neoplasia alberga in un paziente, il sistema immunitario del singolo paziente, dopo un po' che questa neoplasia è lì, e anche per delle particolari modificazioni cellulari proprio della neoplasia, comunque dopo un po' la riconosce come propria, come se fosse un pezzo di sé, il suo fegato, il suo intestino piuttosto che la sua tiroide, e per cui non smette in qualche maniera di aggredirla. La immunoterapia in realtà non sono altro che degli anticorpi monoclonali, per cui delle piccole molecole sviluppate in maniera specifica contro un freno che checkpoint inhibitor, ma insomma PD1, si può vedere appunto questo acronimo PD1 o PDL1,
questo freno viene in qualche maniera centrato da questo anticorpo monoclonale, viene bloccato e l'immunità ricomincia a vedere il tumore come un soggetto non accettato. Quindi sostanzialmente stimola il sistema immunitario a ricominciare ad aggredire, a rifiutare il tumore. Chiaramente la reazione immunitaria non è così specifica, espressamente specifica contro il tumore, possono anche esserci degli eventi, diciamo, correlati, perché questo sistema di questo freno dell'immunità non è là a caso, è quello che ci difende anche dalle cosiddette malattie autoimmunitarie, tiroiditi, coliti tipo Crohn, coliti ulcerose, piuttosto che polmoniti interstiziali, cioè è un sistema protettivo, ma in questo momento sta giocando, diciamo, un ruolo negativo, perché in qualche maniera lascia in pace il tumore che sta crescendo. Per cui questo blocco, questo freno che noi in qualche maniera sblocchiamo, fa sì che l'immunità si riparta ad attaccare il tumore, ma contemporaneamente potrebbe anche dare queste reazioni autoimmunitarie. Dall'altra parte invece, per cui in qualche maniera se pensa, cioè questo quasi è una terapia che si disinteressa del tipo di tumore, no? Io la do indipendentemente dal tipo di tumore che ho sotto mano. Dall'altra parte invece il grande sviluppo dagli anni 2000, partendo da rari tumori del sistema dello stomaco, del duodeno, che erano i cosiddetti GIST, tumori stromali gastrointestinali, in cui è stato identificato per la prima volta nei tumori solidi una singola pastiglia, perché è una pastiglia, per cui una molecola che si prende per bocca, l'imatinib, che in qualche maniera andava a bloccare un meccanismo molecolare, tirosina chinasi, che era una specie di interruttore che diceva al tumore di crescere. Per cui è stato identificato una molecola che andava a bloccare quel tipo di interruttore, l'imatinib. Certo. E così con una singola pastiglia i tumori, pazienti metastatici che un tempo anche con la chemioterapia inefficace erano destinati anche a una morte abbastanza rapida, venivano praticamente curati, se non guariti. Certo, insomma l'approccio terapeutico è cambiato notevolmente. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, mi sente? Buongiorno, con chi parliamo? Bertollo mi chiamo. Buongiorno, ci dica. Pronto? Niente, io ho un problema stranissimo con mia moglie che ha fatto una biopsia al seno e le hanno trovato un tumore lumen A, mi pare. Cioè con il parametro il parametro che indica il numero delle mitosi, 32, facendo la biopsia. E gli estrogeni erano 32. Invece quando hanno levato il tumore, hanno trovato che questo K1 invece di essere 32 era 16, il che mi è sembrata una roba stranissima. Nel senso che se io per esempio mi faccio delle biopsie per vedere se ho un tumore alla prostata e ne faccio 20, non è che se ne trovano una negativa e tutte le altre, cioè una positiva e tutte le altre negative non lo levano. E invece a mia moglie hanno detto di fare la terapia, non quella, come si dice, non la chemio. Cioè è una cosa che anche va contro la logica, cioè sarebbe come andare in cerca in un ago, in un pagliaio, e trovare questo ago con le mani e poi prendere tutto il pagliaio e trovare che non c'è. È una cosa che non riesco a capire, capisci? Allora sentiamo, grazie per la sua telefonata intanto. Grazie davvero. Mi complimento da come spiega il professore, perché spiega molto bene. Ma non so se ha capito questo problema. Abbiamo capito, adesso le diamo subito una risposta. Grazie per la sua telefonata e continui a seguirci. Che cosa possiamo rispondere al telespettatore? No, che quando io faccio una biopsia deve immaginare allora questo tumore sempre, e questa è stata anche una scoperta che ha messo un po' nei guai un po' tutti, abbastanza recente, che in un tumore dove faccia conto che un centimetro cubo di tumore può continuare a contenere fino a 5-6 miliardi di cellule, cioè sono numeri
e all'interno di questo nodulo ci sono delle aree dove il tumore si presenta in maniera diversa, che ovviamente ha messo un po' in crisi, perché quando noi facciamo una biopsia, dopo per ragionare sul trattamento sufficiente ci basiamo sul risultato di quella biopsia. Qualcuno si è preso la briga di fare biopsie su punti diversi dello stesso nodulo e spesso si è trovato di fronte a risultati non radicalmente ma diversi. Per cui nel caso appunto di cui parlava il signor Bertolo, che ha appena chiamato, cioè lì la biopsia nel caso specifico serve solo a fare la diagnosi. Cioè io ho capito che lì c'è una neoplasia, un carcinoma della mammella infiltrante, definisce una certa tipologia molecolare, un certo fenotipo, luminal A, che sono i più buoni poi peraltro. E la cosa strana, sono d'accordo con lui qua, la cosa strana è che a questo tumore buono, con i recettori ormonali, corrispondeva invece un'attività mitotica particolarmente elevata, questo 32 che ha citato. Però è vero che l'indicazione della biopsia ci dice solo che questa neoplasia dovrà essere asportata. Le considerazioni dopo definitive noi le facciamo sul pezzo intero, perché è lì che si potranno fare campionamenti multipli in maniera da poter verificare effettivamente, perché qui certamente il patologo che si trova di fronte a questa difformità tra tipologia, diciamo, luminal A e attività mitotica, certamente nel campionamento definitivo farà in modo di avere dati multipli su pezzi diversi della neoplasia in maniera da confermare e in effetti il dato dopo è stato in qualche maniera smontato perché è diventato metà, 16%. È nel pezzo definitivo, è lì che si fanno si tirano le conclusioni, certo. E in effetti le conclusioni che sono venute fuori sono più corrispondenti al vero, all'esperienza che abbiamo. Medicina non si è mai finito di imparare, ma insomma più aderenti alla realtà di questa neoplasia che normalmente nella situazione di malattia locale asportata non prevede la chemioterapia, che sarebbe pressoché inutile, soprattutto se è solo locale, non interessa linfonodi eccetera, ma prevede solo evidentemente la terapia ormonale, ovviamente dopo il giudizio, la visita e la valutazione complessiva del paziente, ma normalmente un luminal A senza non diffuso eccetera prevede come terapia precauzionale post-operatoria la terapia ormonale. Senta dottore, abbiamo detto che la medicina fa passi da gigante in avanti continuamente, soprattutto appunto visto che parliamo di medicina personalizzata in oncologia, abbiamo anche capito che l'approccio proprio alla terapia dei tumori è cambiato moltissimo nel corso del tempo. Al centro c'è sempre il paziente, perché insomma ci sono storie diverse, spesso con un percorso comune, un percorso simile, sono tutte donne, uomini infatti che comunque vogliono sentirsi, hanno il diritto di sentirsi presi in carico in maniera globale e hanno bisogno anche di accedere alle tecnologie più avanzate e alle cure più efficaci. Qual è il ruolo del paziente in tutto questo percorso che molto spesso è lungo, delicato, complicato? Il ruolo del paziente chiaramente si definisce, dopo aver avuto la diagnosi di neoplasia, si definisce sempre di più conoscendo il paziente, la persona affetta da tumore, e dall'altra parte, dopo che questa persona è stata adeguatamente informata su quello che ha, sulle possibilità terapeutiche anche le più innovative possibili, e in quel momento potrà lui comunque, essendo lui il soggetto, il regista diventa un po' della sua storia, potrà lui esprimere quelle che sono le sue intenzioni. Cioè io tecnico offro a lui tutte le possibilità e i consigli, e dopo è il paziente, in considerazione anche della sua storia personale, familiare, relazionale, che dovrà dire sì, questo percorso che lei mi propone si adegua alle mie esigenze. Però vede che qua il problema fondamentale è dell'adeguata informazione, cioè di un'informazione che deve essere il più possibile precisa, il più possibile compresa, ecco.
e dall'altra parte il dovere di chi dopo dà consigli terapeutici di conoscere, io dico sempre, di mettersi nei panni della persona affetta di neoplasia, per cui l'aspetto che citava prima, forse una domanda precedente, dell'umanizzazione, no? Cioè quello di mettersi di fronte a questa persona che con questa diagnosi in mano, lei immagini, ho visto prima una donna che si trova con questa diagnosi in mano, e ovviamente quando tu trovi la diagnosi carcinoma, anche se magari è un carcinoma che non è particolarmente grave, però il tuo mondo casca. Certo, e quindi la presa in carico non può prescindere comunque dal prendere in considerazione quella che è la storia del paziente, il suo vissuto, le sue condizioni, le aspettative, i bisogni. Sono molti gli aspetti, insomma, che si intersecano. È chiaro che se di fronte hai una diagnosi di una neoplasia precoce, adesso visto che il signore, parlavamo di neoplasie mammarie, una neoplasia ampiamente curabile, è chiaro che la pressione del clinico sul tipo di terapia è una pressione forte, perché si prospetta a questa donna la guarigione definitiva, per cui io ho in mano, ho la possibilità di dare, ho alta probabilità di darti la guarigione. È chiaro che lì la pressione sul percorso terapeutico da parte del clinico è molto forte, perché guai se questa persona rinuncia a queste terapie che hanno come esito, con altissima probabilità, la guarigione. Diverso il caso di un paziente dove tu invece hai a disposizione, magari una malattia avanzata, dove hai a disposizione sì delle cure, ma delle cure che non hanno prospettive di cura, di guarigione definitiva, ma di cronicizzazione. Allora lì anche le esigenze che possono essere di lavorative, sociali, familiari, relazionali, devono essere tutte soppesate, avendo poi adesso la possibilità di avere in mano delle terapie anche diverse, che magari hanno e tutte efficaci, uno può anche scegliere una terapia che si adatta maggiormente percorso, insomma, se io come prospettiva posso dare solo una prolungata cronicizzazione. Allora, abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Luciano. Buongiorno Luciano, dica pure. Niente, volevo fare una domanda generica, insomma. Perché, prego. Visto che abbiamo il dottore qua, oncologo, esperto in tumori. Prego. Volevo così sapere, secondo la sua esperienza, eccetera, eccetera, quali sono i tumori più, diciamo, difficili da curare nel nostro corpo umano. Grazie Luciano per la sua domanda. Prego, dottore. Allora, sono tutti difficili perché è una patologia infida che parte da una cellula nostra, per cui tutti sono un po' complicati. Se interpreto bene la domanda, invece dici quali sono quelli su cui i margini terapeutici, cioè l'efficacia anche delle nostre cure, è inferiore, per cui sono più difficili da guarire. E chiaramente questo dipende da due cose, da il dov'è, perché è chiaro che se una neoplasia magari non particolarmente aggressiva, ma è dentro al cervello in un posto particolare, difficilmente anche una malattia, una neoplasia non particolarmente aggressiva diventa complicata. E poi dal tipo di tumore. Queste sono le due variabili, cioè il luogo e il tipo di tumore. E chiaramente adesso non nascondo, insomma, occupandomi poi in maniera specifica per esempio di neoplasie cerebrali, che ci sono alcune forme di neoplasia cerebrale, gli gliomi ad alto grado, adesso ne cito uno, ma dove insomma, la terapia è complicata per il tipo di neoplasia in questo caso e per il posto dov'è, perché spesso si trova appunto all'interno del sistema nervoso centrale, all'interno del cervello, magari in siti nobili, che magari sono quelli che presiedono al movimento piuttosto che al pensiero, alla parola, no? E per cui anche il neurochirurgo, pur se preparati come sono i nostri di Treviso, difficilmente possono raggiungere un'asportazione particolarmente ampia, proprio per non creare danni essi stessi, oltre alla neoplasia. E dall'altra parte anche è una neoplasia che ha una sensibilità scarsa alle cure.
e per cui ci sono pochi farmaci che hanno un'azione veramente importante, e allora lì si assomma una tipologia di tumore particolarmente aggressiva e poco sensibile ai trattamenti e una locazione, un sito particolarmente difficile da aggredire. A prescindere da questo, credo, dottore, insomma, del luogo, insomma, in cui è presente questa neoplasia o dalla tipologia di tumore, sono tutti pazienti che hanno dei bisogni molto speciali, molto particolari, no? Sì. Beh, abbiamo citato così di passaggio l'aspetto psicologico, cioè è indubbio che ci sono moltissime patologie, pensiamo a patologie degenerative del sistema nervoso centrale, sclerosi, oppure patologie metaboliche, diabete, che hanno un impatto pesante sulla vita. Certamente, oppure le patologie cardiache, cardiovascolari, immagini l'incidenza che è diffusissima e poi l'impatto che hanno nella qualità della vita. Certamente la diagnosi di tumore comporta in più anche questo aspetto psicologico di una diagnosi grave, spesso con questo, anche con questo dubbio sulla curabilità dello stesso. Non soltanto per il paziente un impatto psicologico, e per i familiari, certo, anche per i familiari. Per cui sicuramente l'impatto psicologico è importantissimo, oltre insomma, a quello che è l'aspetto diagnostico, terapeutico, che però possono avere anche altre patologie. Per cui, non so se l'abbiamo già detto prima, per cui ecco qui l'accoglienza, cioè il paziente che si trova e i familiari che si trovano così spaesati, no, di fronte a questa diagnosi che in qualche maniera gli cambia le prospettive di vita, per cui viene messo in dubbio tutto il futuro, progetti, lavoro, famiglia, aver bambini, pensi a tutte queste istanze qui, è chiaro che hanno quantomeno, oltre a ovviamente al doveroso approccio terapeutico diagnostico, un approccio diciamo psicologico di sostegno anche. Di sostegno per il paziente e per i familiari. C'è proprio arrivata una domanda attraverso i nostri social, ci chiedono se c'è la possibilità di avere un supporto psicologico per i familiari che quindi si prendono in carico di fatto a tutti gli effetti un paziente oncologico. Sì, con le dovute sforzi, difficoltà, perché sappiamo che non sempre è facile dopo trovare, però almeno per quel che ci riguarda, ma quando lavoravo a Treviso, ma anche adesso a Oderzo, noi abbiamo la presenza di una figura, di una psicologa esperta che si prende cura del paziente, chiaramente su richiesta, perché è ovvio che il supporto psicologico, pur se proposto, dopo deve essere sempre un'iniziativa, perché sia efficace deve essere un'iniziativa della singola persona, ma che è disposta anche a un supporto per i familiari, perché per cercare di individuare atteggiamenti che possono in qualche maniera supportare il percorso della terapia. Non è però, ecco, a parte questa figura specifica che dopo si prende cura anche del personale, mi raccomando, perché il personale che ogni giorno, personale intendo soprattutto gli infermieri ma anche i medici, ma anche gli OS, chiunque che si confronta con pazienti oncologici ovviamente vive e si porta a casa parte di questa sofferenza, ma continuamente, ogni giorno, per molte volte e per molte persone, e per cui anche il personale necessita di un supporto psicologico. Certo, noi siamo abituati a vedervi sempre mica tanto, molto diplomatici, comunque sembrate sempre in qualche modo esterni. Però di fuori sì, di fuori sì. In realtà dopo anche quello che sembra essere il più distaccato si porta dentro appunto esiti che possono essere più o meno psicosomatiche, gastrite e via così. Per cui questo è fondamentale, però quello che volevo dire è che in questo l'apporto dello psicologo sul personale, ed è importante, quello che stiamo cercando di fare adesso, proprio lo psicologo insegna al personale medico e infermieristico qual è il migliore approccio verso il paziente, verso delle singole tipologie di pazienti, proprio per cercare di far sentire questo paziente, questo è fondamentale, spaesato, di fargli ritrovare un luogo che lo riconosca, che lo chiami per nome possibilmente, e che
lo faccia sentire il luogo di cura non più come questo ambiente terrificante dove lui va a fare una terapia che avvelena tutto e quella roba lì, ma che faccia sentire questo luogo di cura sempre più come una sua seconda casa e che gli dà sicurezza sull'aspetto malattia. Questo è un aspetto molto importante che io credo. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono la signora Nardina Ormelle. Buongiorno, buongiorno signora. Volevo chiedere al dottor Lamon, io sono stata operata nel 2014 e ho fatto la chemio, ho fatto la radio, sto prendendo ancora la pastiglia. Sono sotto cura del dottor Lamon qua adesso. È una brava persona, sono rimasta molto contenta, purtroppo con la mia patologia, insomma. E adesso però ho aumentato di peso. E vorrei andare da un nutrizionista. Mi fa bene o mi fa male? Oh no, fa bene, sicuramente. Signora, buongiorno intanto. No, fa bene sicuramente, sappiamo che, e l'ho detto prima, il discorso dell'obesità, dell'aumento di peso, in qualunque modo esso venga raggiunto, qui purtroppo anche quella pastiglietta lì gioca a suo sfavore. E difatti questo è un elemento, no, per cui adesso le terapie ormonali preventive, che normalmente erano la famosa pastiglia dei 5 anni, adesso giusto per essere chiari, sempre di più tenderebbero a essere prolungate nel tempo, cioè prolungate quantomeno di qualche anno, perché sembra che questo dia una protezione superiore. Certamente quando noi superiamo quella fatidica soglia dei 5 anni, gli effetti collaterali, tra cui l'aumento di peso, devono essere tenuti in seria considerazione, perché l'aumento di peso comporta dei rischi non solo per il tumore, ma anche di tipo metabolico, sviluppo del diabete, cardiovascolare, colesterolo, eccetera, eccetera. E per cui probabilmente sarà da valutare se quella pastiglia è da togliere, capito? Perché probabilmente qui il gioco non vale la candela. Non so se... La pastiglia è 7 anni che la sto prendendo. Esatto. E l'oncologa, la dottoressa, quella di Oderzo, mi ha detto di prenderla ancora. Sì, però adesso alla luce di questo anche evento, che per cui giusto l'intervento del nutrizionista, giusto cercare di in qualche maniera di trovare una qualche attività fisica, fondamentale il ruolo dell'esercizio fisico, fondamentale. Funziona come una medicina alla stessa stregua, come efficacia, per cui una qualche forma di attività fisica in maniera, l'obiettivo della riduzione del peso corporeo, questa è la cosa fondamentale. Però l'attività fisica fa bene per l'osteoporosi, fa bene per il diabete, fa bene per 1000 cose. Però se questo non si riesce a ottenere, e siccome questi farmaci, questi inibitori dell'aromatasi possono essere responsabili anche di questo squilibrio metabolico e anche dell'aumento di peso, si valuta dopo 7 anni se sospendere questa terapia. Grazie signora, grazie per la sua telefonata. Naturalmente se ne parla insieme all'oncologo di fiducia. Ovvio. Certo, questo però... sono solo consigli, ma siccome conosco, sì, sempre previa valutazione che ci sia una valutazione globale, certo. Tornerei sul concetto di umanizzazione delle cure, no? Perché se ne sente parlare moltissimo. So che lei ci ha portato anche un libro che è stato scritto a più mani, è La mia vita con te. Ce lo racconta un po'? E questo testo qui che abbiamo in qualche maniera la dottoressa Paolello, che è la mia collaboratrice lì, ha curato, e raccoglie proprio l'esperienza dei pazienti, ma anche dei medici, anche degli infermieri, anche del direttore generale, per la verità, il dottor Benazzi, che ci ha dato l'onore di avere appunto anche una sua testimonianza, e che è un libro leggero come questa farfalla che c'è qui sopra, nel senso che non è un testo da leggere tutto d'un fiato, si legge a tocchi proprio come la farfalla, ci si appoggia sul singolo fiore.
Ed è secondo me molto interessante perché ci sono delle esperienze veramente toccanti, ma soprattutto che danno, di fronte a questa tragedia vissuta, che danno dei varchi, degli spazi di speranza e di voglia anche di vivere, voglia di combattere, veramente notevoli. Veramente notevoli. Poi insomma sappiamo che la condivisione, no, delle esperienze, soprattutto quando si intraprendono determinati percorsi, è molto importante per chi è malato, ma insomma ma anche per chi poi si prende in carico queste persone. Sì, perché è un po' un riscontro. Certo. No? E poi c'è tutta una sezione della cosiddetta terapia narrativa, cioè il narrare la propria sofferenza in qualche maniera è una forma di cura. È un po' terapeutico. Sì. Ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta. Parliamo di terapie personalizzate nel paziente oncologico. Abbiamo parlato di medicina personalizzata in oncologia, medicina che ha fatto passi da gigante, medicina di precisione, quindi che adatta sempre di più le cure ad ogni singolo paziente. E allora per questi pazienti, dottor Lamon, che cosa offre il territorio? Che cosa ha da offrire ai bisogni di questi pazienti? È fondamentale questo passaggio ed è un argomento direi molto attuale, perché sempre di più quando parliamo di medicina personalizzata in oncologia parliamo spesso di questi farmaci, abbiamo detto prima, no, che sono mirati, costruiti per andare a colpire un singolo meccanismo molecolare della cellula neoplastica così da bloccarne lo sviluppo. Questo è insomma il miracolo della biologia molecolare e della cosiddetta malattia, si chiama a bersaglio molecolare, terapia target, no? Terapia a bersaglio molecolare, bellissima questa cosa. Ed è una terapia spesso che viene formulata nella gran parte dei casi per via orale e viene somministrata per via orale, per cui di semplice somministrazione. Però certamente è una terapia che deve essere controllata in maniera molto puntuale perché gravata da effetti collaterali qualche volta non inferiori alla vecchia tradizionale chemioterapia. Però il vantaggio poi di questa terapia è che è una terapia molto efficace, per cui neoplasie che una volta avevano delle storie, anche se metastatiche, avanzate, avevano delle storie molto brevi, possono essere cronicizzate, per cui il paziente vive molto più a lungo. E facendo così anche i numeri dei pazienti che abbiamo da curare chiaramente per fortuna aumentano progressivamente, e per cui sempre di più noi avremo dei pazienti che sono stabilizzati nella loro situazione, per cui stanno bene anche se portatori della loro neoplasia, che viene in qualche maniera bloccata, cronicizzata da una terapia. Questa gestione del paziente potrebbe essere il paziente, oppure possiamo dire che questo è il paziente ideale per una gestione anche domiciliare, sorvegliata. Immagini insomma l'infermiera o il medico oncologo che si muove dall'ospedale e va a sorvegliare o a controllare la terapia o nell'ospedale di comunità o nel territorio, certo, oppure nel domicilio. Ci si deve porre comunque il problema del post ricovero, e allora sì. Come si gestisce questo e che progetto sta facendo proprio l'ospedale di Oderzo? Quello che diceva prima, il territorio, intendo dire i medici di famiglia, i medici che presidiano il territorio, sono quei medici che fanno parte di quei gruppi di lavoro dell'azienda e che si occupano di pazienti più complessi, anche in fase terminale qualche volta, o comunque che hanno delle necessità particolari, terapia endovenosa o quant'altro, e si occupano di questi pazienti a casa degli stessi, per cui il servizio domiciliare. La interrompo soltanto un attimo, la riprendiamo dopo perché ascoltiamo l'ultima telefonata di questa puntata. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buonasera, sono Antonietta e sono una paziente oncologica. Buongiorno. Volevo fare una domanda al dottore. Io sono in cura attualmente, sto per iniziare le radioterapie
In merito alle terapie personalizzate, siccome mi è stato prospettato un protocollo che ovviamente ho accettato perché mi sono affidata a dei medici, e volevo capire la differenza, appunto, che cosa si intende per terapia personalizzata e terapia da protocollo. Scusi, ho capito male la prima parte, non ho capito bene la prima parte. Deve fare una radioterapia, ho capito bene? Devo iniziare il percorso radioterapico. Ho appena finito le chemioterapie. Per la neoplasia mammaria, intende? Sì, per ho capito, adesso ho capito. Terapia, nel suo caso, la terapia lei dice terapia personalizzata fino a un certo punto, perché la chemioterapia è un protocollo abbastanza standardizzato e conosciuto e che si usa da tempo, e anche la radioterapia è la vecchia radioterapia. Non è così, nel senso che è vero che nella sua patologia specifica, in questa fase della sua patologia specifica, non sono ancora stati identificati delle terapie, per esempio a bersaglio molecolare, piuttosto che una immunoterapia, piuttosto che insomma altre terapie innovative che possano essere altrettanto efficaci. E per cui rimane la vecchia chemioterapia la terapia più efficace in questa fase. La personalizzazione vuole che però la chemioterapia di oggi vede delle terapie di sostegno, di supporto per gli effetti collaterali molto più efficaci, per cui è molto meglio tollerata. Dall'altra parte anche la radioterapia verrà erogata con metodologie sempre più innovative e che fanno sì che non è più la radioterapia di 30 anni fa, ma è una radioterapia che è modulata sul bersaglio da colpire, in maniera che possa, ed è così, risparmiare sempre di più i tessuti sani circostanti che non si vuole colpire. Per cui possiamo dire nel suo caso che è personalizzata, nel senso che cerca di evitare al massimo gli effetti collaterali della radioterapia nei tessuti sani e dall'altra parte mantenerne l'efficacia. Ecco, in questo possiamo identificare una tecnologia che ha portato a una personalizzazione della tecnica radiante sulla patologia asportata. Grazie per la sua telefonata, signora, grazie, un grande in bocca al lupo per il suo percorso, grazie a lei. Ultimissimi minuti per parlare, come dicevamo dottore poco fa, di questo progetto dell'ospedale di Oderzo che ha deciso insomma in qualche modo di intraprendere una sorta di terapia oncologica a domicilio, no? Ma se possiamo definirla così. È ancora un progetto iniziale e chiaramente è stato inserito su un'attività che già invece è presente e secondo me di un'utilità, di una grandissima utilità, che è quello appunto delle terapie, delle cure simultanee e terapie domiciliari. Intendo dire che nel momento in cui il paziente si trova in una fase un po' critica della patologia, in cui magari anche le terapie, diciamo quelle specifiche, sono poco utili o addirittura dannose, è l'importanza di seguirlo, cioè noi lo continuiamo a curare e curiamo i sintomi di questa situazione e lo curiamo nel nostro ambulatorio a Oderzo, ma prendiamo contatto con quelle figure delle terapie domiciliari, delle cure del distretto, che poi potranno seguirlo a casa per questo tipo di problema. Contemporaneamente il medico di famiglia viene immediatamente aggiornato su questa situazione e diventa ancora di più, lo è stato prima, ma diventa ancora di più fondamentale nel circondare il paziente da tutti i versanti in maniera da incontrare e da risolvere i suoi problemi il più rapidamente possibile e a casa sua. E non cercando di evitare quelle situazioni di abbandono da parte dell'oncologia piuttosto che di una presa in carico da parte del medico di famiglia di un paziente di cui non sa più niente da tempo e per cui si trova impreparato. Ecco. Per cui questo percorso è già attivo e per cui con i medici di famiglia del distretto di Oderzo abbiamo già una collaborazione molto stretta su questo. Il progetto che si voleva portare avanti proprio in vista di una terapia sempre più semplice da somministrare da un certo punto di vista, ma che deve essere sorvegliata, e di un numero sempre più numeroso di pazienti e per fortuna di pazienti che diventano lungo sopravviventi, fa sì che noi vorremmo appunto poter gestire alcune di queste terapie direttamente
o al domicilio piuttosto che al cosiddetto ospedale di comunità, cioè più vicino, sempre più vicino al domicilio del paziente, in maniera da evitare quelli che sono i disagi dello spostamento e evitare comunque l'ospedalizzazione. Cose che abbiamo imparato durante la pandemia, perché l'ospedale durante la pandemia, se pensa, poteva essere sorgente di infezioni, magari per pazienti così fragili, per cui noi abbiamo dovuto fare un lavoro enorme di difesa, purtroppo a scapito anche di parenti che non hanno potuto entrare eccetera nella sala di terapia, ma abbiamo imparato durante la pandemia che, ancora di più durante la pandemia, che il paziente meno entra in ospedale e meglio è da un certo punto di vista. E per cui cercare di organizzare un servizio che possa gestire, se fattibile, la sua terapia a domicilio. Su questo stiamo lavorando. È un progetto in fase iniziale, mentre in fase invece attuativa, ed è importantissimo, che è un servizio di elevatissima qualità, è appunto quello invece delle terapie di supporto domiciliari e delle cure simultanee. Quindi questo collegamento molto stretto tra ospedale, oncologia, medico di famiglia, che conosce il paziente a casa sua, che conosce l'ambiente dove vive, chi lo circonda, chi lo cura e che ci dà tutte queste informazioni, e il medico del distretto che invece fa anche lui partecipa per quel che riguarda la terapia del dolore, la terapia di sostegno. Ecco, questa è un'esperienza già presente, su questa vorremmo innestare anche questo ulteriore progetto. Come sempre, insomma, tante figure professionali che sì. collaborano proprio per arrivare al benessere del paziente. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Stefano Lamon, dirigente medico, responsabile di oncologia all'ospedale di Oderzo. Grazie di essere stato con me, di aver risposto alle tante domande dei nostri telespettatori da casa. Grazie davvero, dottore, grazie anche a voi di averci seguito. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.